C'est une carte obtenue per forza per los Toulousains che avevano confinato il conte Ramon V nella Gleise San Pere de Cucchi il giorno dell'Epifania, il 6 di gennaio, e los Toulousains hanno menato un momento di rivoluzione per dire al conte bon aro nous cal la libertà per nos organizzare e per gerire la ville di Toulouse si aveva bisogno di bus demandati con. C'est intéressant de vedere l'evoluzione dell'avvenimento perché all'origine era un'iniziativa cittadina e occitana, anche da tutti culturali e politici occitani che nel 2020, per la campagna delle elezioni municipali, fu deciso che la municipalità di Toulouse prendesse in carico l'organizzazione di quella commémoration. Il s'agit aussi de célébrer, outre ces libertés communales, de célébrer la particularité toulousaine, notre culture. C'est pour ça que je suis très reconnaissant au mouvement occitan, à toutes les associations, chaque année, d'être avec nous, main dans la main, pour redire ce moment, le commémorer. En effet, si Toulouse est fière de son indépendance, Toulouse le mérite depuis au moins 836 ans. Sono venuto perché credo che sia un simbolo importante per l'istoria, per lui, soprattutto per i giovani, di ces souvenirs qu'à Toulouse, il y a l'application de la démocratie avant la révolution. Parlando in Occitan e che se faguette in Occitan, che è la signature des cartes, c'est qui et Anan canta. Eu sou de la Calendreta Costa Covado e Anan canta la devise républicaine. L'égalité, la fraternité et la liberté.